Io sono Sergio Calò, il direttore dei Venetian Cluster. Venetian Cluster è una rete innovativa regionale riconosciuta dalla Giunta regionale del Veneto, ma è anche un cluster riconosciuto a livello europeo nel European Cluster Platform. Noi dal 2004 siamo specializzati e ci attiviamo per lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro territorio attraverso le attività che svolgono il partenariato pubblico-privato, quindi le imprese, le università, gli specialisti del settore legato al patrimonio culturale, delle imprese culturali e creative e dell'ambiente. Insieme con la Fiera di Longarone abbiamo sviluppato, scritto e vinto i fondi per il progetto europeo Cascade Funding Digitour. La Fiera di Longarone rappresenta un partner importante da questo punto di vista e insieme appunto a Venetian Cluster abbiamo gestito per l'area italiana, sono 14 paesi coinvolti a livello europeo, ma per l'area italiana abbiamo gestito i fondi per le imprese e la digitalizzazione e l'innovazione delle imprese del nostro territorio. Le imprese sono essenzialmente imprese del turismo, imprese legate a quello che è il mondo anche agronomico e hanno utilizzato dei voucher per combinarsi con dei digital provider per riuscire a realizzare i propri progetti, un po' sparsi per tutta Europa, ma anche concentrati molti qua nella regione del Veneto. Tanto per dare alcuni numeri molto concreti, le imprese che sono state finanziate sono oltre 150 imprese, circa 156 imprese, per 140 progetti, un totale di 2.850.000 euro complessivi di progetto. L'evento di sabato in Longarone Fiere racconterà alcuni dei progetti che sono in fase di realizzazione e che sono stati realizzati con i fondi del progetto Digitour. E il progetto è molto importante perché non solo permette alle imprese di avere un po' di finanziamento a fondo perduto, e questo va sempre bene, ma anche di connettersi con strutture produttive o appunto di digitalizzazione che prima non conoscevano, o anche di riuscire a internazionalizzarsi, cioè di avere contatti con strutture o partner internazionali legati al partenariato appunto di 14 paesi europei, in modo da poter aprire o alzare la testa, aprire gli occhi su quello che potrebbero essere anche ulteriori opportunità economiche e commerciali per il proprio sviluppo.